Lo Stato francese deve assumersi le sue responsabilità. Forte il richiamo alla responsabilità che Adriano Sabadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso il 16 febbraio 1979 a Santa Maria di Sala dai membri del gruppo di proletari armati per il comunismo, rivolge alle istituzioni francesi, poco dopo aver appreso dell'operazione Ombre Rosse che ha portato all'arresto in Francia di 7 ex brigatisti. Tra i fuggiti alla cattura c'è il terrorista veneto, ideologo del gruppo Luigi Bergamin, compagno di lotta di Cesare Battisti, che partecipò all'omicidio di Lino davanti agli occhi del figlio Adriano. Perché lo Stato francese ha dato asilo politico a questi terroristi. Già Battisti, subito dopo l'estradizione, è evaso in Brasile, ma qualcuno non possono fare tutto da soli. C'è soddisfazione per l'operazione antiterrorismo e al contempo amarezza, nelle parole di Adriano, per le tempistiche che hanno lasciato una famiglia in attesa di giustizia per più di 40 anni. Bergami è una persona che è stata recentemente trovata in Francia e speriamo che lo ritrovino e sia veramente assicurato alle nostre patrie galere, che sconti la sua pena, altrimenti il nostro diario non si conclude mai.